Nel corso dell'anno nel Veneto è stato registrato un netto aumento dei trapianti d'organi e tessuti, nonostante una contrazione verso la donazione. Tuttavia, la Regione Veneta rimane ancora ai vertici dell'attività trapiantologica in Italia. Nell'ultimo anno, le province che hanno fatto registrare il maggior numero di donazioni, con 116 organi, utilizzati 106, cuore, rene e polmoni, sono state Padova, Treviso e Verona. I trapianti di organi solidi vengono effettuati a Padova, a Verona, a Vicenza e a Treviso. I risultati delle nostre sedi di trapianto sono a livello internazionale riconosciuti come di grande qualità e quindi anche nel denotare il numero di pazienti veneti iscritti in liste al di fuori della nostra regione possiamo dire che sono una netta minoranza e quindi le esigenze all'interno della regione vengono soddisfatte, direi di più, noi contribuiamo a curare malati che vengono da tutte le parti d'Italia. L'attività trapiantologica degli ospedali veneti è aumentata nel 2009 rispetto al 2008 per il maggior numero di organi disponibili, ma soprattutto per il significativo incremento dei trapianti da donatore vivente. Questi sono passati da 25 del 2008 a 40 del 2009. È difficile ancora convincere la gente che in fondo donare è un atto di solidarietà. Sì, direi che è un'operazione che deve essere a cuore a tutti, soprattutto a coloro i quali devono spiegare esattamente come tutte le normative che sono in vigore adesso per l'accertamento della morte con criteri neurologici siano assolutamente sicure. Questo è l'aspetto, diciamo, tecnico. L'aspetto viceversa che non passa attraverso il tecnico, passa attraverso il cuore, è quello della solidarietà e questo è un messaggio che tutti devono aiutare a diffondere.